I carabinieri omaggiano la città di Agrigento con il lancio del tricolore sulla Valle dei Templi in onore alla sua nomina a capitale della cultura. Il 3 settembre alle ore 11, nel cielo della Valle dei Templi, militari campioni del mondo di precisione in atterraggio del primo reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania effettueranno un aviolancio dall'elicottero AB-412 dell'Arma dei Carabinieri facendo sventolare il cielo tricolore nazionale. L'atterraggio avverrà lungo la via Sacra dinanzi al Tempio della Concordia. La bandiera, che avrà volato sopra la più bella città dei mortali, sarà donata dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Vittorio Stingo, alla città di Agrigento e posta nelle mani del sindaco Franco Miccichè nel corso di una cerimonia solenne per celebrare appunto la nomina a città capitale della cultura italiana 2025. L'iniziativa è inserita nell'ambito di un programma denominato Agrigento verso capitale italiana della cultura 2025 e vedrà l'incontro dei sindaci delle 10 città finaliste di capitale della cultura 2025. Previsti anche tanti appuntamenti, tra cui la visita al Giardino della Colimpetra, sabato 2 settembre al Teatro Pirandello, un dibattito tra i primi cittadini che hanno partecipato al concorso, quindi la visita al Museo Archeologico Griffo, alle 17 l'inaugurazione della mostra Valorizzare il sommerso, che avrà come location il Comando Provinciale dei Carabinieri, quindi dopo una visita in via Atenea al centro storico, una cena spettacolo nella Valle dei Templi che prevede la degustazione dei prodotti di Odoros coltivati nella valle. La cena è riservata agli ospiti, all'autorità civile e militari. La domenica quindi al Passo degli Dei, il risveglio alle 5 del mattino, lo spettacolo delle albe di musica e danze attraverso il mito della Valle dei Templi. Al termine, come già detto prima, l'aviolancio con lo sventolio del tricolore e la donazione dello stesso alla città. La manifestazione è stata interamente finanziata dall'assessorato regionale beni culturali della regione siciliana per una somma di 40.000 euro.